La musica è spesso sinonimo di passione, ma anche di disciplina. C'è stato un momento in cui hai sentito il peso del sacrificio? Cosa hai dovuto mettere da parte per arrivare fin qui, Leonardo? Sicuramente il percorso della musica comporta sacrifici, certo. Tempo dedicato allo studio, un sacrificio anche economico, perché comunque lo studio della musica richiede l'acquisto di uno strumento, di tutta una serie di sussidi per l'apprendimento della musica, l'iscrizione ai corsi. Penso che, siccome la musica è sempre quello che ho voluto fare, e posso dire di non aver fatto in realtà tante altre esperienze all'infuori della musica, perché ho veramente dedicato tanto tempo alla musica, devo dire che onestamente non mi è mai pesato, ecco. Certo, ci sono stati sicuramente dei momenti magari non facili, oppure anche dei periodi di scoraggiamento, perché non sempre, ecco, si ha di fronte una prospettiva di un futuro, però onestamente io penso di aver sempre reagito cercando di mettermi in gioco, ecco, e di trovare nuove idee, nuove opportunità per il mio lavoro. Se potessi parlare al te bambino che ha iniziato a suonare il violino, cosa gli diresti oggi? E cosa pensi ti direbbe lui vedendoti ora? Forse di crederci di più, però ecco, non penso di avere rimpianti, ecco, da questo punto di vista penso che sia andata come doveva andare, con il tempo sono cresciuto, la musica mi ha aiutato a crescere e ora non ho dubbi sul fatto che questo è quello che voglio fare. Ho cominciato perché vengo da una famiglia dove si coltiva già l'amore per la musica. Mia mamma e mio nonno hanno studiato canto, mio papà la fisarmonica, mio zio il violoncello, quindi vengo comunque già da un ambiente dove ci si nutre di musica quasi ogni giorno. L'ingresso nel mondo della musica per me è stata quasi una conseguenza naturale, ecco. Posso ammettere che nei primi anni di studio non mi interessava più di tanto intraprendere un percorso musicale. Il me da bambino che ha cominciato sicuramente non penso che avrebbe immaginato dove sono arrivato oggi e dove arriverò domani, perché non ho intenzione di fermarmi, anzi per me io adesso ho finito un percorso universitario, ma è solo, spero, l'inizio di un nuovo mondo. Il talento ti ha portato lontano, ma dove ti immagini tra 10 anni? Più sul palco, in un'aula, in uno studio o in un luogo che oggi non immagini ancora? Adesso mi trovo in un periodo un po' penso io, di transizione, nel senso che devo ancora mettere a fuoco questa realtà. Però, diciamo, io ho sempre cercato, e è quello che ho intenzione di continuare a fare, di non buttare via nessuna opportunità. Io ho sempre cercato di abbracciare più ambiti, no? Sia a livello interpretativo, suonando il violino, l'organo, la viola, affrontando diversi strumenti, diversi repertori, perché con questi strumenti ho veramente suonato di tutto, dalla musica antica alla musica contemporanea, anche al pop, perché oggigiorno bisogna essere versatili. Io, questo è quello che penso e ho sempre lavorato su questo. Ho studiato la composizione, dirigo un coro, quindi non mi sono mai fatto mancare niente, non ho mai buttato via niente, ho provato tante esperienze e adesso mi trovo un po' nel momento di dover scegliere. Diciamo che sicuramente mi piace insegnare, ecco, mi piace trasmettere quello che so, quel poco di esperienza che ho fatto, mi piace trasmetterlo e mi piace molto lavorare con i ragazzi più giovani di me, perché trovo che siano molto, molto svegli. Da un lato non ho intenzione di fermare la mia attività interpretativa, quindi io adesso proverò diverse soluzioni, penso di essermi preparato diverse
porte aperte, diciamo, e adesso proverò un attimo a sondare il terreno, a vedere anche quello in cui io sono più capace. Vivere un po' giorno per giorno. Esatto, sì, adesso penso di sì, sì. In questo mese, ad esempio, abbiamo già diversi concerti in programma con la piccola orchestra veneta. Sto provvedendo anche a una prima edizione moderna di un quartetto per archi di Vincenzo Petrali, che dovrebbe essere edita a breve. Questo mese per una settimana andrò in Georgia, sempre grazie al conservatorio, per un progetto di musica da camera, e poi ho sempre qualcosa da fare, quindi provo più alternative e poi andrò dove ci sarà bisogno di me.